Allora, stavira e parluma di verbe, che sono una parte fondamentale del discorso. E incamminuma dei verbi ausiliari. I verbi ausiliari troviamo insieme a tutti gli altri verbi, oppure da sui. Ecco, incamminuma allora con il verbo aveie, che corrisponde al latino avere, italiano avere, aveie. Piuma nostre bastoncine e insomma. Il presente indicativo del verbo aveie. Mi ilai, ti itlas, chiel o chila alà. Noi i luma, voi i leve lur alang. Lur alang. Tenuta presente che la forma, da canta la forma lur, e le forme, che magari a Torino sdovrò ma fuori a Torino sdovro, e in particolare lavorava col gran poeta che le sta i Barbatoni, ad chielle e chiei, scusami, ad chiei e chile, non al posto all'ur, chiei e chile. Allora, mi ilai, sì luma, i per non personali, mi, ti, chiel, noi, voi, lor, i per non personali. Poi luma, il per non personale verbale, ilai, it, al, il, al, che le poi in fondo le poi una ripetizione del per non personale, il per non personale verbale. Una ripetizione che, mentre noi possiamo desmentire al per non personale, non andiamo a dire mi ilai, però avete sempre che dice ilai, possiamo dire lai, che corrisponde all'italiano o. Mi ilai o ilai. Ti it las. Chiel chila alà. Las, vede che guerna la S del latino, las. Chila alà. Noi i luma, voi i leve, lur a lang. Passiamo adesso al verbo esse, essere. Mi i sun, allora si luma. Mi per non personale, i per non personale verbale, sun al verbo, mi i sun. Puduma desmentie il per non personale, ma non il per non personale verbale, i sun. Se poi dovessi dire, cioè io sono i sun, corrisponde a sono, ma se noi dovessimo dire ci sono, i sun ci sono, andò la prima i alle cura del per non personale verbale, la seconda i alle verbi, a corrisponde all'italiano ci, io ci sono, mi i sun. Ti zes che alla le noi suma, voi seve l'ura sun. Questi sono i verbi ausiliari, ma l'uma mac presenta l'indicativo presente, Mentre che potessi fare tutti i tempi dal verbo esse e dal verbo avei, non che magari non è impossibile perché non è abbastanza tempo, no? Non è abbastanza tempo e neanche abbastanza da spazio alla lavagna. Passiamo adesso agli altri verbi. Gli altri verbi, in latino hai 4 coniugazioni, in italiano hai 3 coniugazioni e in piemontese secondo Brero e tanti altri grammatici le coniugazioni sono 3. Però, hai per esempio il professor Giuliano Gasca Quairazza che considera in piemontese 4 coniugazioni. Quindi la prima coniugazione parlé, che corrisponde all'italiano are, latino are. Lese, seconda coniugazione lese, ma la seconda coniugazione, secondo Gasca Quairazza, la seconda coniugazione corrisponde al verbo lese, ma ai verbi anche da avei, vorrei, pudei, savei, eccetera. Sono pochi verbi che finiscono ei e corrisponde alla seconda coniugazione latina, andua questa e la finale alle tonica, no?
e poi finì la terza, oppure la quarta coniugazione, se vogliamo considerare quattro coniugazioni. Ma mi ricordava con buon'anima dal professor Bonaria che con l'italiano un po' di qui fa, ha fatto quattro coniugazioni con l'italiano, perché una roba è l'italiano leggere, e vede che il tunga casca insieme alla prima sillaba, leggere, e il verbo volere, dove il tunga casca insieme alla penultima sillaba, volere, lere, no? E allora, con l'italiano è la prima, la seconda, la terza, la quarta, insomma un po' di tempo andare. Anche in italiano si fa più questa distinzione fra la finale, fra questa e tonica o non tonica, e considera questa tutta una seconda coniugazione, come che la più parte di grammatica piemontese. Quindi parlare, lese, finì. Parlare corrisponde all'italiano parlare, lese all'italiano leggere, finì all'italiano finire. Guardate che studiare i verbi è molto importante, perché i verbi sono un elemento essenziale del discorso. Direi che il discorso, aspetta il discorso completo, già con i verbi, insomma, forse non è d'altra parte del discorso che ha sido completo parere del verbo. Ecco. Però il verbo, come dico, avete studiato, perché poi è i verbi regolari e i verbi irregolari, insomma, e quindi, come in tutte le lingue, e quindi avete comprende i verbi irregolari a maniera che i peso sbagliano anche la coniugazione di verbi, insomma, no? Quindi non c'è un problema per parlare, lese e finì, ma già per esempio per il verbo andare è un verbo irregolare, perché andè all'infinita fa andè, ma poi i vad o i vung, no? I and, ma i vad o i vung, eccetera. D'altra parte come in italiano. Quindi ricordiamoci allora, mi ilai ti las, chiel o chi la la, noi luma, vui leve, lur alan, o come diceva Barbatoni, chieie o chile alan. Mi sun ti zes chiela le, noi suma, vui i seve, lur asun, o chiei o chile asun. Ecco, è fondamentale imprende i verbi, usinese e conosce i verbi. Vediamo un po', questi verbi si trovano in un discorso che più, per esempio, torna dalla sloira. Ecco, più per esempio una massima che trova a sta sloira numero 48 dicembre del 2006. E dice, nostra lingua piemontese. Allora, sia l'uma nostra, che è un aggettivo possessivo, lingua il sostantivo, piemontese l'aggettivo. Si voruma, ecco, si voruma, S apostrofo I voruma, cioè se vogliamo. Casguerna, che si conservi, e accorsa e cresca, aventa che è costume, aventa corrisponde all'italiano occorre, no? Bisogna, occorre, aventa che è costume che ci abituiamo a dovrela in tutte le occasioni, a dovrela adoperarla in tutte le occasioni, e con la corrispondenza minca di, e con la corrispondenza di ogni giorno minca di. Ma liberanze dagli italianismi e cercando sempre sue forme le pigenite. Ecco, sono molto ben importanti. Chi aveva parlato piemontese, alle bigne che lo parla come casdeo. Aspetta parlare in italiano, italianizà. Ecco. Ricordiamoci che le differenze fra piemontese e italiano sono tante la forma della parola. Pensiamo anche a suocero e suocera, no? Suocero, suocera, in italiano. In piemontese come è? Suocero alle pare messè o messè, suocera alle mare Madonna o Madonna. Prima per esempio zio e zia, italiano. Zio e zia. Belavanza sente di in Piemonte, sente di con piemontese zio e zia, ma non ha senso. Zio alle barba e zia alle magna. Poi l'uma già più da usare in italiano, invece penso, cognato, cognata, cugnà,
si scugnano tanto al mascolino che al femminile, e quindi è già da usare all'italiano. Ma gli è tanti, per esempio, ecco, nonno e nonna. Nonno e nonna, a un buon piemontese le dà nonno e nonna, ma nonno e nonna è grande e granda, o pare grande, sono molto importanti. E prima per esempio, ecco, quando si usa pere in piemontese, vorremmo dire le pere, frutto, no? Italiano, la pera, le pere, ma sono che in piemontese diciamo i prus, quindi le pere sono le pietre, ecco, ricordate questa particolarità. Vedo un po' magari ad lese che cos'altro. Ecco, vediamo sempre a loro. Gli 80 anni di Brandè, ecco, gli 80 anni di Brandè. Gli 80 anni di Brandè perché questa storia sì, a sorte a marzo del 2007 e giusto a marzo del 2007 fanno 80 anni che è in la compagnia di Brandè. Gli 80 anni di Brandè. In questo mese fanno 80 anni che hai surtia, ecco, hai surtia. Il verbo è sorte, quindi è un verbo sorte. È un verbo alla seconda coniugazione, sorte. Però questo verbo l'imperfetta fa a surtia, usciva, a surtia. Ai surtia a corrispondere ci usciva, quindi è una verbi locativo buttata tra il pronomen personale verbale e il verbo. In italiano sarebbe usciva, il piemontese vuole sì la verbi locativo, ai surtia. I Brandè, arvista piemontese, sono stati 5 numeri. Ecco, si intrumanti aggettivi numerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ai 5 e 31 marzo, ai 15 e 30 aprile e ai 31 maggio. Alla direzione le sono i nomi di Vigin Fiuchet, Alfredo Formica, Oreste Gallina e Pidin Pacot, che all'anagrafe era Giuseppe Pacotto, con Pacot direttore responsabile. Dunque, un po' più in là le suma, ancammina adunque sta per l'italiano dunque, dal 1927 la storia di Brandè e conta il senso di poeta, da scrittore, da artista, da patriota che si ingaggia come mai all'era fase per la lingua, la letteratura e la cultura piemontese. Poi avete lì che dopo la guerra la bella compagnia pia come le naturali pidandi ai Brandè 1947-57 e vengono presa eccetera, quindi vengono prese non che le stai dopo che le tante che le pubblicasse specie negli ultimi anni, perché avete lì che nella seconda metà del secolo le sortie prima di la grammatica piemontese al Brero e poi d'altre grammatiche, ma alle sortie dizionari piemontesi. I dizionari piemontesi più importanti nella seconda metà del secolo sono il Neu Gribaud, che è un dizionario piemontese italiano, e il vocabolario piemontese italiano piemontese di Camillo Brero. Ecco, quindi era Barbatoni che questi dizionari, non ma questi sì, ma con cui leggente, durava come argomento lettura, quindi si imitava non a consultare, ma ne faceva una lettura. E poi insieme a questi dizionari faceva sua annotazione, proprio un po' di passà, Cichin Paschetta da Racunisca, l'ardità da Barbatoni a Gavuzzi, tutta notata da Barbatoni, alla dame questo Gavuzzi perché lo vedesse, non ma perché lo guarnese, con tutte le notazioni che la faita Barbatoni a Sal Gavuzzi. Ma la dime che tante notazioni Barbatoni la fa insieme al Gribaud, e quindi mi riservo perché
Paschetta andaga questo dizionario Gribau notare Barbatoni a parlare giusta con la tour del Gribaudo, Gianfranco Gribaudo, che è il presidente dell'Unione Associazione Piemontese in tal mondo, ricordate, che è l'organizzazione che finanzia con l'aiuto della regione questi DVD alle lezioni piemontese.